per Perugia, palla gestita da May, poi tiro da 3 a Bersagli sul cronometro dell'azione, scarica per Raschi che pensa al tiro da 3, finta, penetrazione, altro grande canestro in questi primi 2 minuti e mezzo di gioco di quanto aveva fatto in tutta la partita di Matera. Perugia di fatto gli impedisce di andare a punti, ancora caldissimo da 3, più 6 per Perugia. Rossi, così qui la marcatura di Diomede, punta Chiarello, lo aggira, poi libera per il tiro da 3. Si è ancora segnato nel corso del secondo quarto, siamo sempre sul 22-19 per Perugia. Tiro da 3, ancora a Bersaglio. Buonamente per Ramenghi si sono un po' invertiti qua. Letta in palleggio, perde malamente il pallone, contropiede, tripla a Bersaglio, aspetta il movimento di Gialloreto che arriva, Gialloreto da 3, il suo tiro non lo sbaglia. Leombroni, Chieti, Micevic fuori per Raiola, da 3, dentro, primi 3 punti. Qui difesa teatina battuta nettamente, movimenti ai compagni. Raschi, 2 finte, poi tiro da 3, Raschi pulito secondo gli arbitri di Bonamente sul pallone, solo Cuoio, fallo 2 e Meschini da 3. Questa, ripeto, con Diomede che aveva tenuto la posizione, gli aveva messo la mano in faccia difensivamente parlando, non si può rimproverare nulla a Diomede. Intanto 2 punti, eccolo qui Ramenghi che riceve palla, deve prendersi una conclusione forzata e la mette, questo reclama per una chiamata arbitrale che non arriva. Attenzione, May ancora, Loreto resiste a Chiatti, poi si prende un tiro in fadeaway e lo mette Loreto, che comunque forte della sua grande personalità e dell'esperienza che comincia ad avere insomma in questa categoria, non si lascia. Raiola alza la parabola per Micevic, stringe, Chieti è sotto di 6 punti. Bonamente da 3, va dentro anche questo. Per Perugia invece ci sono per 24 punti per May, anzi 25, top scorer dell'incontro, 25 May, 19 Cutolo, 15 Chiarello, 8 Mischini, 7 Chiatti, 3 Sant'Antonio, 2 Ramenghi, ce ne sono 7 anche per Benamente. Non va l'ultimo tentativo dal campo per Chieti, finisce qui. Chieti perde la quinta partita consecutiva, 77-86 in casa contro Perugia, si prospetta un finale di stagione